La bellissima tradizione dello Spiedo si ripete ogni anno, quindi siamo arrivati alla 62esima edizione. L'anno scorso è stato raggiunto l'obiettivo più grande al mondo, quindi quest'anno non è superabile questo obiettivo, ma anzi credo che la volontà sia quella di consolidare questa grande tradizione fatta di qualità, fatta di territorio, e i ragazzi della Pro Loco ne hanno dato un esempio, credo, indiscutibile per tutte le comunità. È il momento più atteso da parte di tutti i pievigini e anche dalle persone del territorio. Infatti credo che anche senza pubblicità le persone sanno che la seconda domenica di ottobre in piazza Pieve di Soligo si consuma questa bellissima tradizione dello spiedo delle quaglie. Lo spiedo gigante è nel Guinness dei primati per lo spiedo di quaglie più grande del mondo. Questo segna un punto di partenza per avviare un turismo e comunque andare a una continuità della tradizione per lo spiedo gigante. Abbiamo l'obiettivo di innanzitutto di fare arrivare i turisti da tutta Italia, fare arrivare tutti i turisti dall'Europa e magari un giorno anche dal mondo, perché lo spiedo gigante ce l'abbiamo solo noi, lo spiedo gigante è solo uno e i volontari partecipano a tutto questo con un grande aiuto. Sapere e capire che il volontariato è importante, perché senza il volontariato non ci sarebbe stato un Guinness dei primati. Lo spiedo gigante quest'anno ha ricevuto molto riscontro, ci sono state tante persone che sono venute ad assaggiare il nostro spiedo, la nostra griglia, appunto anche perché abbiamo investito molto sul guadagnarci questo Guinness World Record. Quindi per quanto ce lo avremo, spero che ce lo avremo per tanto tempo, che nessuno ci batta ovviamente, però se ci battono li ribatteremo anche noi, avremo molto turismo da queste parti.